Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash molto veloce ma detto veneziano. Oggi, come avete visto stamattina, mi sono dilungato in una live special per parlare di fantomatici guru, maestri spirituali, messie improvvisati del giorno dopo che pontificano fatture nere, maledizioni, magia nera, voodoo e chi ne ha più ne mette. Ma oggi vorrei anche rispondere a certe persone che mi hanno, dopo aver visto il video, parlato in PVT, chiesto in PVT di raccontare alcune storie veritiere che sapete che il vostro maretto le sente sempre di seconda mano dal Dante, no? L'altro giorno parlavo di quel ragazzo che da piccolino, a 8 anni, ha fatto massacrare di botte dalle zie e dalla mamma una signora innocente, solamente per il gusto di raccontare bugie. È chiaro che poi questo ragazzo qui ha trovato il padre dell'altra moglie un attimino più, diciamo, più pragmatico, no? Diciamo più tecnico, no? Salute, grazie Assunta, grazie Tiziana. E quindi il racconto finisce che a 19 anni questo ragazzo che purtroppo ne aveva combinate tanti processi sempre vinti perché le sorelle insieme raccontavano sempre bugie, no? Praticamente ha dovuto pagare il suo karma, non solo lui, anche suo cugino e poi le madri, insomma è stato un macello, no? Proprio perché la radice era marcia e allora il padre, questo qui è andato dalla signora in montagna, ha tirato fuori il piattino, l'acqua, l'oglietto. Chiaro che l'attesa è stata lunga, sono aspettati più o meno 12 anni, ma quando arriva il ringraziamento per quello che si è seminato, è come se scoppiasse una bomba atomica, una bomba al fosforo bianco in casa. No? Quindi è chiaro che lì la cosa era seria, era stata valutata, era stata gestita, era stata anche richiesta da molti, no? Diciamo che quel padre lì che ha dovuto prendere quella decisione forte si è consultato prima, non è che è partito alla Don Chisciotte e ha sparato il primo colpo, no? È andato da parecchi che vedevano lontano e l'unica soluzione a detta di tutti era questa. No? Però adesso vorrei parlarvi anche di quelle tre signore, no? Che facevano le spavalde in paese, no? Queste signore che perché erano giovani, erano del sud Italia, erano anche piacenti, facevano certi servizietti e quindi di conseguenza erano seduti in quel momento lì, quando questo ragazzo aveva 8 anni, pensavano di essere seduti sulla sedia giusta. Buongiorno Loredana, grazie di essere qui. E quindi voglio farvi questo racconto per farvi capire che alcune guerre, come ho fatto nel titolo, sono invisibili e non durano un giorno, 8 anni come potrebbe durare un processo civile, o 16, no? Ci sono certi processi che durano in vite intere, 30, 40, 50 anni. E di solito chi vince resta in piedi, no? E chi vince resta in piedi. Ricordatevi questa frase perché è importante capire che alla fine solo chi sta in piedi vince. No? Quindi quando si inizia una guerra, quando si va a dire in giro gli è stato fatto una fattura, è stato fatto una magia nera, chiaramente se è vero che è successo, no? E uno ha gli attrezzi spirituali per difendersi, chiaramente inizia una guerra. Ma io adesso voglio raccontarvi di queste tre signore, no? Che sembravano di essere le padre eterne, le madri invincibili di quel paese lì. Perché? Perché in quel paese lì, ciao Sara, grazie di avermi salutato. In quel paese lì c'era la casa dei sogni, servizi, che era praticamente in quel periodo lì in mano ai servizi segreti. E queste tre signore, perché facevano così tanto paura e nessuno voleva andare in guerra a livello giuridico con queste persone? Perché queste tre signore, no, erano collegate, facevano le schiavette sessuali. Questo è un racconto di fantasia, non è che poi mi trovo domani le foto dell'ordine che dico Marietto, che dici? No, questi sono racconti di fantasia. Se qualcuno pensa che stia parlando, mi dispiace, ma è un racconto di fantasia del Dante. Dante sapete che me ne racconta sempre lui. Erano collegati al direttore del personale, il quale mandava sempre giù, come si dice, i temi, non i temi natali, ma diciamo i resoconti mensili al Ministero degli Interni. Questo è un racconto di fantasia, mi raccomando.
E quindi praticamente queste donne erano invincibili a livello legale perché praticamente erano anche belle e piacenti, andavano a fare la schivetta sessuale al direttore personale, che tra l'altro era sposato e aveva dei figli, però a questo direttore personale aveva questa mania un pochettino da maniaco sessuale, diciamo così, e quindi a Cotte aveva queste tre signori e ogni volta che qualcuno a livello legale era andato in guerra contro queste tre signore aveva perso, anche se aveva ragione, ma perché? Perché sapete come la telefonata del Ministero degli Interni consiglia di orientare la strada in quella direzione perché queste qui stanno aiutando al nord Italia, capite, no? Com'è nella Casa dei Sogni? Era un periodo così, l'Italia non si sapeva chi comandava. E allora appunto questo papà, no, di questa, come si dice, di questa signora che aveva preso un sacco di botte ingiustamente, ha pensato bene che non bisogna disturbare il Ministero degli Interni, no? E ha fatto una cosa casereccia, è andato su in Emilia Romagna, vi dico anche la regione, da questa signora anziana ha preso fuori come si dice, il piattino, un po' di acqua, un po' di olio e la pratica è chiusa lì. 12 anni dopo si è visto il risultato, no? Chiaramente nessun guru santone del New Age l'avrebbe mai vista una cosa del genere, però il proiettile è partito e dopo 12 anni si è visto, pum, è arrivato e poi io adesso la storia la faccio corta perché il Dante mi ha raccontato di quelle cose. Però non è finita lì la storia. E adesso vi racconto, ciao William, qualche a fantasia, no? Che poi dite in giro che il medietto dice certe cose. Io nego subito, È successo che questo direttore del Ministero degli Interni era anche a conoscenza anche lui della magia. Scusate, direttore personale di questa Casa dei Sogni, che lavorava a Coté, era stato mandato da Roma in questa Casa dei Sogni per gestire le cose. Erano gli anni 73-74. Il problema è che questo tizio qui aveva preso degli ordini che doveva in certo senso azzerare il Dante, no? Azzerare il Dante perché il Dante sapeva troppo, no? E il Dante è un mio amico, quindi è chiaro, lui sa sempre tutto, no? E aveva preso gli ordini da una branca del Ministero degli Interni, perché ve l'ho spiegato, il Ministero degli Interni in quel periodo era fatto da due filoni, uno filo ebraico ashkenazita e uno italiano, di quei soldati che erano tornati indietro dal fronte, che avevano combattuto da mattina e sera per il Sacro Suolo italiano e che erano, diciamo, massicci e un pochettino, Quindi, quando sono tornati indietro questi qui dal fronte, questi avevano visto mattina e sera morire i propri compagni, già questi qui, capite, bere un bicchiere d'acqua e sterminare il nemico era la stessa identica cosa perché ne avevo proprio. E quando sono tornati indietro, praticamente hanno creato un ministero degli interni invisibile, che era appunto una branca di questi, era il gruppo Bertoldo e c'era dentro anche il Dante. E questo direttore del personale in questa Casa dei Sogni, no? Che era praticamente un venduto, no? Faceva parte non del ministero buono, ma faceva parte di questo, come si dice, che poi li hanno chiamati liberatori, di questo gruppo che era praticamente al soldo di quelli che hanno invaso il Sacro Suolo italiano. Morale della favola, cosa succede? Aveva preso l'ordine, no? Di azzerare il Dante, no? Ma capite che aveva preso queste tre donne per incominciare a attaccare il Dante. Morale della favola, il Dante non riuscivano mai a fermarlo, infatti poi queste tre donne è successo tutto quello che ho raccontato nella storia dell'altro giorno. Ma il direttore era un osso duro perché si attaccava a tutti i santi, andava a bussare a tutte le porte degli esoteristi, no? Perché diceva questo Dante qui, ma caspita lo fermo. È successa una cosa molto particolare. Verso i 20 anni il Dante andò a Barcellona in vacanza e il direttore del personale assoldò due, no? Perché quelle tre di prima, quelle tre che ho detto che poi il figlio purtroppo era un innocente anche lui in un certo senso perché era un bagaglio, un ragazzino e non aveva capito che la situazione era difficile, non si poteva andare a dire le bugie così per far picchiare le persone grandi, perché poi qualcuno, ve l'ho detto, capisce che il mulino bianco finito e si passa con insomma la materia solida. Beh, morale della favola, cosa succede? Il Dante va in vacanza
e va in vacanza con due signorine, no? Una che era ufficialmente la sua ragazza, ma era una prezzolata dal direttore personale della casa come si dice, dei sogni. E l'ordine marziale di quel direttore era fermare a Barcellona a qualsiasi costo il Dante, a qualsiasi costo. Ed erano in vacanza, lontani dal sacro suolo italiano. Buongiorno Maria Gesù. E cosa successe quella notte? Successe che il Dante è figlio di sua madre, tutti sanno che è Dante ormai, che per non sbagliare le due tipi avevano preso un resort, un bungalow, come si dice, un appartamentino di vacanza al terzo piano. Quella sera fecero bere il Dante e il Dante volò giù dal terzo piano. Queste persone, verso le 11:30, telefonarono in Italia, nella Casa dei Sogni, che in quel momento era apertissima, no, stava lavorando, e dissero: il Dante è stato fermato, si è buttato giù dal terzo piano per dei dispiaceri. Il problema che cos'era? Che il Dante è il Dante, cioè il Dante è il Dante e non si può dire altro che il Dante, no? Il problema è che il Dante, arrivato giù, no, uscì dal corpo, mentre qui in Italia stavano festeggiando, il direttore del personale stava festeggiando che il Dante era praticamente decollato, no? Il Dante era lì con loro in astrale. Entrò nel corpo del direttore del personale e gli disse: questa sera è la tua ultima sera, adesso vai a casa e racconti a tua moglie cosa hai fatto tu nella vita. Questo racconto di fantasia, non è che poi domani mi trovo forze dell'ordine e dico: io, Marietta, ma cosa stai raccontando? Allora, cosa successe in quel momento lì? In quel momento lì erano praticamente un tavolo ovale in un super ristorante a casa dei Sogni. Stavano tutti festeggiando che il Dante aveva lasciato il pianeta Terra, questa palla di acqua, e il direttore personale si sentì il cuore stringere, perché il Dante aveva la mania di prendere mine belle strette con le manine strane, e disse: il Dante è qui. Al che tutti gli altri si ghiacciarono, perché sapete che quando il Dante si toglie i guanti bianchi. E allora il Dante disse al direttore personale: adesso andiamo a parlare alla mamma, cioè alla moglie e ai figli chi sei veramente. Allora il direttore personale gelò tutti dicendo: il Dante non se n'è andato, è qui e mi sta dicendo di andare a casa a raccontare chi sono. La storia finisce qui, nel senso che il direttore personale andò a casa, raccontò alla moglie, che la moglie sapeva benissimo chi era, no? Sapeva benissimo chi era suo marito, le porcate che faceva e aveva fatto e faceva fare gli altri. Si scusò e il Dante gli disse: per quello che hai fatto, no, praticamente ti aspetto in basso astrale. Quel giorno lì, quella sera lì, il direttore personale scese nel basso astrale, no? L'Italia aveva praticamente un sassolino in meno nelle scarpe, una disgrazia in meno. Il Dante ritornò nel suo corpo, che era per terra all'esame, volato giù dal terzo piano a Barcellona, si rialzò, si ricompose, perché aveva un amico che si chiamava Saibaba, non so se è un po' famoso da qualche parte, ritornò in camera. Queste due meretrici che si spaventarono il giorno dopo perché pensavano che era un fantasma. E il racconto di fantasia finisce qua, no? Quando il Dante tornò praticamente dalle vacanze, no? Il funerale era già stato fatto e la storia finisce qui, stretta. Allora, questa qui è una storia di fantasia. Ma perché ve la racconto? Perché ci sono delle guerre che voi non è che dovete pensare che uno lancia una fattura, come vi raccontavo stamattina, o lancia magia nera e il giorno dopo finito di... Quando uno prende la decisione di entrare in guerra, no? Se voi prendete il tipo sbagliato, se vi beccate il Dante sbagliato, voi l'avete per 50 anni nel fondo schiena, capite? E vi andrà a prendere i figli, i cugini, gli amici, gli zii, tutti. Quindi perché, perché vi dico questo? Perché quando voi sentite uno che vi dice ti ha fatto magia nera, fattura nera, cioè, queste sono barzellette, perché se beccate il Dante di turno, no, voi siete rovinati. Quindi, come questo direttore personale, perché lui
preso questo potere per 30-40 anni. Cosa sono 30-40 anni in confronto di 3-4 mila anni nel basso strano? Capite che il peso non regge, cioè nessuno si va a rovinare il karma, no, per tre donnine meretrici, per 30 anni di gloria, quando poi ti aspetta il basso strano. Si capisce com'è la vita, la realtà. Cioè, certo che se uno vuole vivere nel biscottino bianco del mulino bianco, è chiaro che si vede. Comunque, morale della favola, quando poi questo direttore del personale se n'è andato, no, la moglie era felicissima, anche se ha pianto funerale, cavoli, avrebbe fatto una statua della libertà al Dante, perché non ce la faceva più, capite? Aveva una bella villa, una bella vita, sapete, da mulino bianco, ma in realtà la moglie piangeva mattina e sera. I figli ormai era quello che era, avevano capito una certa età, e le tre meretrici in quel momento lì, quelle tre che andavano sempre a letto a fare le schiavette, incominciarono a capire che il vento era cambiato. E quindi prima gli partì il primo figlio e dopo qualche anno, dopo una decina d'anni più o meno, adesso non mi ricordo più, gli partì il secondo. Quindi quando qualcuno vi dice che vi ha fatto magia, ricordatevi bene che quando si inizia una guerra, se beccate il tipo sbagliato, non è che solo toglie la magia nera, capite? Ve la ritorna indietro. Questo solo per raccontarvi la storia del Dante, che è una storia fantasia. Non venite a dire in giro poi che il Marietto dice le cose, le ha dette il Dante, che me le ha riportate meglio, così le racconto. Poi voglio rispondere a un'altra persona mia, di un'amicizia, che scrive nel canale, appunto, quando ci sono persone che in fondo ti rompono l'anima tutti i santi giorni, a un certo punto uno non va da un mago, non va da nessuna parte, ma gli tira dietro maledizioni. Le maledizioni pesano quanto le fatture, A un certo punto, se uno se le merita, le maledizioni, non è che, vi faccio un esempio, no? Un esempio così. Un giorno, da piccolini, un mio amico è stato preso a sbelle avevamo lì anche 7-8 anni, forse 10, è stato preso a sbelle da dei ragazzini più forti, più grandi, no? Allora, questo mio amico a un certo punto, non so per quale motivo, no? Pianse e mandò dietro delle maledizioni a questi due ragazzini di 14 anni. Penso che lui avesse 10 anni. No? Il problema è che quando si lanciano delle maledizioni sono come fatture, cioè non è che la fattura sì, certo è leggerina, ma devi sapere che te l'hanno fatta. E morale della favola, queste fatture sono incominciate a crescere, cioè scusate, queste maledizioni sono incominciate a crescere, capite? Cioè, è come una slavina, no, che ha incominciato a prendere il largo. Quando questo mio amico ha incominciato a capire cosa aveva fatto 10 anni, caspita, cioè lui ha preso coscienza che aveva mandato molti anni prima una maledizione a questi due ragazzini, che sapete come sono i bambinetti, i bulletti, il paese, che tengono magari due sventole e un altro, così per una caramella, per far vedere che sono più forti. Allora cosa successe? Quando questo ragazzo si rese conto che aveva spedito una maledizione grande come un tigre, non sapeva più come fermarla, perché il problema, come ho spiegato tante volte, quando si fa un rito operativo non si può più fermare, o è difficilissimo. E lo stesso quando lanciate una maledizione, non è che la maledizione la fermate, cioè così, no? Se sapete come fare magari funziona, ma se non sapete come fare, la maledizione prende il suo viaggio e dopo 20-30 anni colpisce. Morale della favola, cosa è successo? Questo ragazzino piccolino, no, andando via piangendo, insomma, lanciò due maledizioni. Quando dopo 9-10 anni dopo, diventando un esoterista, insomma, capì cosa aveva fatto, non sapeva più come fermare queste maledizioni. E infatti queste maledizioni sono andate segno dopo 30 anni, a uno dopo 30 anni e l'altro dopo 17 anni, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo più. Cioè, sono morti esattamente come questo ragazzino piccolino aveva detto. Cioè, questo ragazzino di 10 anni l'ha lanciata in aria, no? E vuoi per il karma, vuoi perché questo ragazzino è poi diventato un bravo esoterista, quando sono arrivati giù, pam, uno è morto annegato e l'altro è morto di tumore. Proprio come aveva detto, quando questo ragazzino 20 anni ha capito cosa doveva fare
E in fondo aveva capito che questi ragazzini, ok, erano magari anche un po', sapete, gli asinelli della zona, perché magari avevano il papà con qualche soldo, oppure non potevano. Capì la forza che aveva fatto. Certo che poi questi qui nella vita, quei due che sono morti, erano degli asini, certamente non è che se non sono andati così. Però per dirvi che la maledizione quando parte, dovete stare attenti a lanciarla, perché è una via di mezzo fra fattura e magia nera, cioè se fatta bene, se fatta nella giusta causa, quando parte è una locomotiva. E in quel caso lì, quando è arrivata dentro, ¡pum! Le ha segati via tutti e due. Beh, questo è un racconto per rispondere a quella persona che giustamente dice quando uno non ce la fa più, è comprensibile che se sono due ragazzini, cioè uno può dire vabbè è l'età, ma quando sono adulti dovete capire che quando voi lanciate una cosa, alla fine se è in giusta causa chiaramente va acceso. Allora, rispondere a Daniela 2.0, no? Per il libro dell'abbondanza, l'ebook dell'abbondanza. Allora, l'ebook dell'abbondanza è una bella domanda, Daniela, che fai questo qui, che è, come si dice, è in work progress, cioè nel senso che i circuiti esistono già e sono da 2 anni che ci stiamo dietro. È un ebook che è una via di mezzo fra radionica e magia operativa semplice. Nel senso che per dare più potenza, per dare più slancio alla radionica, che già di per sé è potente, no? Nel senso che la radionica, vi spiego, 26.000 anni fa gli egiziani usavano il sasso, ci mettevano sui loro messaggi radionici ed è arrivato fino adesso alcuni messaggi radionici. Oggigiorno noi con poca spesa, cioè nel senso 50-100 euro, possiamo avere dei simboli su, come si dice, book, che sono sicuramente più longevi che la carta, perché quando ristampate magari dopo 100 anni la carta va via. Invece, come ho spiegato tante volte, l'ebook che resta in internet, no? Quando voi mettete qualsiasi cosa in internet, i servizi segreti e qualche società se le prendono e se le nascondono nei loro mainframe server. No? Quindi il primo ebook, che non è dell'abbondanza ma è della magia radionica, chi l'ha comprato e ha capito e ha letto cosa c'è dentro, capirà che se qualcuno prende il suo ebook gli fa solo un piacere, perché amplifica la potenza del lavoro che è stato fatto. Invece l'ebook dell'abbondanza usa un'altra cosa, oltre che la radionica usa la magia del candele, e quindi praticamente è un incrocio, è un ibrido. Si usa la forza vibrazionale della lastra eterica della luna e la forza della radionica, vengono fuse insieme, e chiaramente quando voi scrivete qualcosa sulla lastra eterica vibrazionale della luna, chiaramente acquisisce sempre più potere che, come si dice, solamente se fosse un foglio carta. La differenza è che nel libro ebook della radionica dell'abbondanza ci vuole un po' di manualità con le candele, ma lì c'è scritto poi tutto come fare. Invece l'altro ebook, quello praticamente semplice, quello da 50 euro, praticamente uno deve solo acquistarlo, il lavoro proprio lo facciamo noi, perché mettiamo dentro il numero, il codicino, e poi lo mettiamo di nascosto dentro in ogni, a parte il sole nero, lo mettiamo dentro in ogni circuito, così che vibra sempre anche se la persona non lo stampa. Dal momento che è fatto, dal momento che è acquistato, la persona gli continua a vibrare. Dal momento che lo elaboro io, anche se non gli dovesse arrivare, continua a vibrare con il suo nome e il suo numero PUSBI nei vari circuiti, quindi funzionerà sempre. Invece con l'abbondanza è un ibrido, ha questa caratteristica importante, e in più bisogna usare le candele per fare in modo che quello che uno desidera, pam, oltre che la radionica, resti sulla luna, sulla lastra eterica della luna. E voi sapete benissimo che la luna muove le maree dell'oceano, ma muove anche le maree emozionali e vibrazionali di questo pianeta. Quindi, riassumendo, per quelli che dicono che le guerre di magia ci sono, vi ho spiegato di questo direttore personale che si era venduto ai servizi segreti sbagliati,
che aveva anche delle distorsioni mentali, che a un certo punto ha beccato il Dante sbagliato di strada e pensava che Barcellona si sarebbe fermato, invece a Barcellona il Dante è uscito dal corpo, era là per terra, tutti lo credevano praticamente morto, ha fatto il suo lavoro, il suo job, e poi è ritornato al corpo, è ritornato indietro perché aveva un amico che si chiamava Sai Baba, ed è ritornato dopo le vacanze, hanno continuato a fare le vacanze, sono tornati qui, il funerale era fatto e amici come prima. Oh, questo racconto di fantasia, non è dato da dire in giro perché io nego. E per il resto, quando qualcuno, mi ricollego alle maglie stamattina, cioè al video stamattina, quando qualcuno vi viene a dire che vi ha fatto magia nera, vi ricordo che la magia nera, nel senso operazioni diritti di magia nera seri, sono costosissimi. Invece la maledizione, ve l'ho detto, se sono fatte col cuore, come ha fatto quel bambino lì che ne ha stesi 2 dopo 30 anni, 17 anni, lì gli era uscito dal cuore. Io non so che quel ragazzino lì, ero che è diventato un esoterista, aveva grandi conoscenze esoteriche, però diciamo che quando l'ha lanciata non l'ha lanciata anche se era nervoso col vero scopo di sistemare, e l'ho sistemati, quindi anche le maledizioni quando sono giuste e arrivano al colpo giusto, alla fine arrivano bersagli. Bene, cari amici, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, mi raccomando, sapete che stasera alle 21:30 abbiamo il Legale con le sibille interattive gratuite nel canale del Legale. Grazie cari amici di avermi seguito e alla prossima, ciao.